primo aiuto da dare è alle imprese quelle piccole o grandi, penso al fruttivendolo piuttosto che al ristoratore, chi ha le celle frigorifere, al pescivendolo, al macellaio, perché è chiaro che quei costi diventano insopportabili e verrebbero scaricati sui beni di consumo. Ma poi penso alle grandi aziende energivore, grandi o piccole, dobbiamo dare delle precedenze. Il governo ha messo 12 miliardi, bene, diamo delle precedenze, non facciamo soldi a pioggia come sempre, scegliamo e ci vuole la competenza tecnica, bisogna tornare alla competenza. Dobbiamo votare persone che hanno un curriculum che dimostri la loro competenza. Se tu vuoi un ministro della salute, devi mettere un medico, un professore, una persona che si intende di medicina. Se vuoi mettere un ministro alla pubblica istruzione, devi mettere un professore universitario, un letterato, qualcuno che se ne intende. Se vuoi mettere una persona ai lavori pubblici, metterai un ingegnere, un architetto, un impresario edile, qualcuno che li ha fatti questi lavori, per non essere preso in giro e perché i lavori quando cominciano vengono finiti. L'autonomia deve essere fatta e non è un tema solo locale, perché è interesse di tutta l'Italia che il Veneto e altre regioni possano sviluppare la propria autonomia, perché è l'autonomia del fare e il senso di responsabilità che si trovi veramente nei singoli. Dobbiamo accorciare la filiera del comando, dobbiamo sapere di chi è la responsabilità delle varie cose, questo è il senso dell'autonomia e questo interessa a tutto il Paese. Parallelamente, a livello nazionale, noi pensiamo che ci possa essere un coordinatore poi delle regioni, che può essere il Presidente della Repubblica o il semipresidenzialismo, come si dice, votato direttamente agli italiani, in maniera tale che non perdiamo unità nazionale, diamo forza ai territori. Il Veneto ha votato per l'80% e sono troppi i tempi che stiamo aspettando, perché adesso i veneti si devono prendere la propria autonomia e poi andiamo a Bruxelles a difendere i nostri interessi, perché le reti da pesca larghe 10 cm per 10 per pescare i tonni a noi in Adriatico non vanno bene, perché noi peschiamo le sardine e allora i nostri interessi qualcuno li deve difendere.